ira, hai travolto la mia barriera, una polveriera, quanti donne che sei stasera, tastiera che suoni per le mie mani, luna qui mando i miei aeroplani, stai cambiando i suoni alla mia musica. Buona primavera, per chi vola non c'è frontiera, vivo per chi è bravo a mangiarsi la vita, vivo per quelli che vanno in amore spesso, per te che mi cambi colore addosso, per me stesso cambio pelle e stelle io. Chi fermerà la musica? L'aria diventa elettrica e un uomo non si addomestica, le corde mi suonano forte, la molla è carica. Chi fermerà la musica? Quelli che non si sbagliano, quelli che non si svegliano, stanno nei porti a tagliarsi le vele, infatti nel sole con me. Ero barricato nel mio spazio come un bandito, brava, mi hai colpito, ti ringrazio, non hai sbagliato, mi hai dato contatto alla mia maniera, sospetto che stai per costarmi cara, l'aria è troppo chiara per nascondersi. Chi fermerà la musica? L'aria diventa elettrica e un uomo non si addomestica, le corde mi suonano forte, la molla è carica. A te la linea, Antonino. Grazie immenso Vaschi, grazie tante. Chi fermerà la musica? Il figlio di Facchinetti. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 14 di aprile dell'anno del Signore 2026. Ebbene sì, stamattina ci sono io in accidentale sostituzione dell'immenso Semmi, che ritroverete domani solita ora. Oggi facciamo la dannatona, la maratona danna. Ci ritroveremo poi dalle 11 alle 12 per un'edizione speciale di Zoom. Stavolta sarà il drive time in mezzo al popolo, in mezzo a potere al popolo. Con noi ci sarà il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua. Vedremo l'Italia vista da sud, e poi ancora avremo l'altra metà della radio alle 14:10 con Laura Ravetto, e per finire stasera dalle 18:15 alle 20 avremo come sempre Zoom, puntata numero 1173, con noi come ogni martedì la scuola di magia dell'immenso senatore Claudio Borghi, che vedo molto croccante sul suo account X. Seguitelo, mi raccomando, perché le sorprese non mancano. Buongiorno a tutti, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin, oggi sostituito da me, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be.
I nostri numeri a cui incrociamo 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, potete cominciare a mandarle da adesso. Il telefono si aprirà dopo le 9 allo 0292947222 per tutte le vostre osservazioni, interiezioni e così via. È vero, il pezzo con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione, Sava Sandir, l'avete riconosciuto tutti, Chi fermerà la musica, i Pooh, semplicemente immortali nel 1981. I Pooh sono i nostri Beatles, diciamocelo pure. Allora, le 7:36 minuti e 40 secondi, ragazzi, che casino c'è là fuori, quali sono i temi di oggi? I temi di oggi, Sava Sandir, sono molto facili da individuare. Prima di tutto lo scontro fra Donald Trump e il Papa. Poi avremo uno spazio dedicato alla manifestazione di giorno 18 della Lega, vi racconteremo un po' la manifestazione con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dai giornali. Nello stretto di Hormuz è in vigore il blocco navale voluto dal presidente Trump, che riecheggia per certi versi la cosiddetta quarantena che venne imposta attorno a Cuba nel 1962 durante la crisi dei missili. In quel caso la quarantena funzionò. Il povero padre di famiglia ucciso a massa a 47 anni da dei giovani, diciamo così. C'è un interessante servizio di Giulia Sorrentino, della brava Giulia Sorrentino, su Il Giornale, che racconta i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e l'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, che a loro volta sono vicine o diciamo vicine ai fratelli musulmani, il che non è una bella cosa. I fratelli musulmani, lo ricordiamo per chi ci ascolta, sono un'organizzazione che in Egitto è classificata come terroristica. E poi il maltempo, una bambina in Puglia è stata centrata da un pino che si è sradicato per effetto del maltempo e ahimè avrà 12 anni per sempre. Un abbraccio grande a lei e a tutta la sua famiglia. Cominciamo allora con le agenzie. Ecco qua l'ANSA, Medio Oriente Live, la prima nave passa da Hormuz, Trump rigetta la proposta dell'Iran sullo stop all'uranio, lo rileva il New York Times. Teheran propone un'interruzione di 5 anni, in corso discussioni sull'opportunità di un nuovo ciclo di negoziati in presenza. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano. In agenda le ipotesi di cessate il fuoco, disarmo Hezbollah, accordo di pace. Ancora, rapporti USA-Vaticano, Trump attacca il Papa, debole e pessimo sulla politica estera, Leone risponde io non ho paura. Le reazioni politiche, Meloni prima tiepida, poi l'affondo contro Trump sul Papa, Mattarella al pontefice, condividiamo le sfide del nostro tempo. L'omicidio, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco a Foggia. Ancora, People, Nicole Kidman vuole diventare una doula della morte. L'idea le è venuta dopo la scomparsa della madre nel 2024. Terra e poli, l'origine dell'Etna potrebbe essere unica al mondo, simile a quella che genera i piccoli vulcani sottomarini, ma interessa un grande sistema. E poi vedete la fotografia di Ilaria Salis sorridente con l'avviso Goodbye Forever Mr. Orban, l'annuncio dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Salis, il tribunale ungherese ha chiuso il mio processo. La BBC naturalmente fa la diretta sul blocco dello stretto di Hormuz voluto da parte del presidente Trump. L'ultima notizia delle 6:58, vedete, è un commento della collega Yolande Nell. Gli israeliani e i libanesi terranno un più unico che raro incontro dei colloqui in quel degli Stati Uniti. Si attende che nella seconda parte della giornata di oggi a Washington si terranno i colloqui tra gli ambasciatori israeliano e libanese negli Stati Uniti d'America. Sarà la prima volta da decenni che funzionari dei due paesi, i quali non hanno rapporti diplomatici, si incontrano faccia a faccia per negoziati diretti. Il capo della diplomazia americana, Marco Rubio, si presume che prenderà parte a questi colloqui così rari e così diretti tra le due nazioni presso il Dipartimento di Stato. Questi colloqui arrivano pochi giorni dopo che gli Stati Uniti e l'Iran non sono riusciti a raggiungere un accordo per chiudere
la più ampia guerra nel Medio Oriente. Gli ambasciatori libanese e israeliano discuteranno la possibilità di colloqui diretti a più alto livello tra i due paesi. Ultimo aggiornamento delle 6:52 per quanto riguarda, ora italiano ovviamente, per quanto riguarda il transito su Hormuz. Gli Stati Uniti dicono che la palla adesso è nel campo iraniano e lo dicono nel momento in cui il blocco dei porti iraniani diventa ufficiale. Abbiamo un breve riassunto, quindi con il blocco americano dei porti iraniani che adesso è in vigore dopo che i colloqui del weekend non sono riusciti a raggiungere un accordo di pace, il vicepresidente J.D. Vance dice che la palla è nel campo degli iraniani e Teheran deve essere flessibile per quanto riguarda le richieste di Washington. Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Vance ha accusato l'Iran di terrorismo economico per quanto riguarda il blocco voluto dagli iraniani nello stretto di Hormuz e lo ha detto nel corso di un'intervista con Fox News. Ha detto Vance, per come ha dimostrato il presidente degli Stati Uniti, a questo gioco si può giocare in due. Se gli iraniani hanno intenzione di cominciare a fare del terrorismo economico, noi rispetteremo la loro volontà e quindi di conseguenza faremo in modo che nessuna nave iraniana possa entrare o uscire dallo stretto di Hormuz e quindi dal Golfo Persico. Il New York Times informa che l'Iran aveva proposto di sospendere la sua attività nucleare fino a 5 anni, un'offerta che è stata rifiutata dagli americani che chiedevano invece una moratoria di 20 anni. La BBC ha chiesto un commento alla Casa Bianca. Il segretario di Stato Marco Rubio, come abbiamo detto prima, prenderà parte agli incontri di oggi tra gli ambasciatori libanese e israeliano a Washington per discutere il conflitto nel Libano meridionale. Ancora, le forze armate israeliane dicono che uno dei loro soldati è stato ucciso in combattimento nel Libano meridionale, altri 3 sono stati feriti. Infine, per quanto riguarda le borse europee e le borse asiatiche, quando hanno aperto i battenti hanno visto i prezzi del petrolio scendere un pochettino. Sono scesi un pochino perché appunto le speranze di possibili e futuribili o futuri colloqui di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran hanno diciamo così allentato la preoccupazione su un'eventuale escalation della guerra. Infine c'è un sondaggio dell'Università Ebraica di Gerusalemme che dice che gli israeliani sono estremamente logorati da questa guerra, sono stanchi di questa guerra, ma sono anche ben decisi a far sì che l'Iran non possegga la bomba atomica. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani che Savasandir alle 7:44 minuti e 8 secondi. Savasandir aprono tutti con il Papa, o meglio Trump contro il Papa. Eccoci qua, Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Il Fatto, cominciato il viaggio apostolico in Africa dalla politica e dal mondo cattolico, unanime critica alle parole del presidente USA, il Vangelo a voce alta. Il Papa d'Algeri chiede che le fedi siano unite per riconciliare popoli e nazioni, omaggio ai cristiani martiri, risponde pacato a Trump, io non ho paura. Troppi innocenti uccisi, un'altra via rispetto alla guerra è possibile. Ancora l'imbarazzo di Meloni in difficoltà con gli USA che parla chiaro solo a sera, inaccettabile. L'ambasciatore convocato, Tajani in Libano, si eviti una nuova Gaza, Israele si risente, ne scrive nello scavo inviato a Beirut. Iran nello stretto, 15 navi, resta aperto un canale di trattativa, incognite sul petrolio, prove di forza degli USA, blocchiamo noi Hormuz. Tra l'altro ieri in una conferenza stampa estemporanea improvvisata da Trump, lui ha detto che ne erano passate 34 di navi. Ancora, il pestaggio a morte, lutto e shock per Massa, che cosa stiamo diventando? A saperlo. Andiamo avanti con il Corriere della Sera, mitico Corrierone. Anche qui l'apertura, Trump attacco shock a Leone XIV, la condanna della politica, Meloni da Donald parole inaccettabili, Tajani in Libano, Israele convoca l'ambasciatore italiano. Il tycoon è un debole, il Papa non ho paura, non dibatto con lui, blocco navale a Hormuz, di spalla l'omicidio a Massa, picchiato a morte davanti al figlio, altri 2 minorenni tra gli indagati, vedete la fotonotizia a centropagina.
esce da scuola travolta da un albero a 12 anni, in Puglia il pino sradicato dal vento, operaio ucciso da un palo. Questa è Alicia Moruso, la bambina di 12 anni morta a Bisceglie, schiacciata dall'albero mentre tornava a casa da scuola. Un abbraccio grande a lei e alla sua famiglia e che Dio la accolga. Ungheria, ecco, qua si apre un altro filone, perché sapete che nella rassegna stampa, quando la faccio io, c'è sempre un momento di cabaret. Il momento di cabaret è questo qua, state a sentire. Ci sono tutti i giornali italiani che festeggiano la vittoria di Magyar, manco avesse vinto la sinistra più estrema, quando invece lui è un uomo di destra della più bell'acqua. Ungheria via il dopo Orbán, Italia partner chiave, Magyar festa svolta al lavoro per l'Europa, ignora Donald e Putin. L'analisi, una crepa per i sovranisti. Il Fatto Quotidiano, fuori controllo, Leone pessimo, non mi fa paura, Trump si crede il Papa, Meloni condanna tardi, è inaccettabile, Prevost continuerò a dire no alla guerra, Donald cancella un meme blasfemo, Hormuz, blocco navale USA e suicida. Il meme blasfemo era lui ritratto come nostro Signore che stava operando un miracolo su un tale. Ecco, poi abbiamo l'esclusivo, intanto convoca Cirio e incassa l'addio di Barelli, Provini e autori di Ciao Darwin, Marina B, perché gli fa schifo pure la figlia, prima gli faceva schifo il padre, ora gli fa schifo la figlia, quindi il cognome Berlusconi tutto intero non lo scrivono al Fatto, scrivono B. Marina Berlusconi si prepara alla politica. Il Giornale, eccolo qui, anche qua l'apertura, l'antipapa, scisma di Trump contro Leone, la Meloni si infuria, attacco shock, Prevost pessimo e debole, la Premier inaccettabile. Andiamo a vedere poi di spalle escalation nell'Iran, blocco navale USA su Hormuz, chi lo viola verrà eliminato. Cambio di governo in Ungheria, Magyar gela la sinistra, Giorgia ottimo lavoro, la incontrerò presto, il nuovo leader elogia la Meloni che resta cauta, il PPE vira più a destra, il programma Stop Immigrati, il piano che i Dem fingono di non vedere, Francesco Giubilei si è letto il programma a differenza di altri e l'ho letto anch'io, grazie a Dio, ne scrivo infatti oggi pure su Italia Oggi. Beh, vi voglio far ridere perché ve l'ho detto che c'è il cabaret con sta storia. Sapete che cosa c'è scritto nel programma di Tisza, il partito appunto di Peter Magyar, a proposito della riforma dello Stato? Il programma per cui Giuseppe Conte esulta per questa grande vittoria della sinistra? C'è scritta questa frase: la prima cosa, il primo principio, non si governa per decreto. Ora pensate a lui che ha governato con i DPCM, roba che giuridicamente parlando vale meno di un pugno battuto sul tavolo, e potete cominciare a ridere, divertitevi. Associazione a delinquere, l'accusa da Scatasuna, violenza e ricatti, gli sfottò a zero calcare. E poi c'è il servizio appunto di Giulia Sorrentino, l'inchiesta, il giallo della donazione durante la pandemia, Islam, soldi, mascherine, alle radici del legame 5 Stelle, UCOI, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. Il tempo, io devo dire, lo dico pubblicamente, Daniele Capezzone è un genio, perché sto titolo deve averlo fatto lui, perché è una citazione raffinatissima di un grandissimo film di Renzo Arbore del 1980. Se non è lui, chiunque sia stato a fare questo titolo è un genio. Assaporatelo con me. Il papocchio. Straordinario, signori. Il papocchio. Trump esagera e attacca frontalmente il Papa. Peccato, perché così oscura le sue ragioni. L'Iran è la minaccia perché vuole il nucleare, ma noi parliamo solo delle uscite di Donald. Ecco che è quello che mi permetto di dire pure io. Meloni, inaccettabili le parole nei confronti del pontefice, lo ribadisco con chiarezza. Ecco, da un lato ha ragione Giubilei quando dice un conservatore non attacca il Papa. Dall'altro però mi permetto di osservare una cosa. In tutto questo tempo il mondo cattolico, soprattutto un certo mondo cattolico, non ha fatto altro che dire dobbiamo fermare la guerra, no alla guerra, dobbiamo smetterla con la guerra. Ora, io credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che vorremmo tutti vivere in un mondo in pace, che è la cosa più bella
che si possa fare. La pace è il miglior investimento possibile. Mi permetto di osservare, Santità, e mi permetto di osservarlo anche a quelli che fino al giorno prima, se il Papa parla di aborto, gridano all'ingerenza e stamattina sono diventati tutti guardie svizzere. Ecco, volevo ricordare a lor signori che quegli altri, che non sono cristiani ma sono degli sciiti votati al martirio, ragionano all'idea di avere la bomba atomica per poter sterminare ebrei e occidentali. Perché? Perché il loro Dio gli ha detto che devono andare a sterminarli tutti se non si convertono, anzi se non si sottomettono alla loro visione e versione dell'Islam. Io non ho sentito in tutto questo tempo una condanna dell'arma atomica iraniana da parte del Santo Padre. Aggiungo una cosa. Il discorso è molto più lungo perché già negli anni 60, quando c'è stato il Concilio Vaticano II, si era discussa l'eventualità di un documento conciliare che condannasse tout court l'atomica. Ma a quel tempo la cosa mise in imbarazzo i vescovi americani. Vedete che i discorsi hanno delle radici molto più lunghe delle sparate che può fare Trump o della lite in corso. Si disse, vabbè, l'argomento soprassediamo perché questo in piena guerra fredda significherebbe sostanzialmente spuntare le unghie agli americani contro quelli che avevano un enorme arsenale atomico ed erano i sovietici. Forse sono venuti i tempi per una condanna globale di tutte le armi atomiche e per la richiesta di un disarmo generale mondiale dell'arma atomica. Forse questo può essere l'inizio di un nuovo documento sul tema e magari quella condanna che al Concilio Vaticano II non venne fatta. Tra l'altro vi vorrei ricordare che il Concilio Vaticano II si aprì l'11 di ottobre del 62, cioè in piena crisi dei missili di Cuba. Ecco che tutto si tiene, come potete ben vedere. Comunque, torniamo a Il Tempo, quindi il titolo: Il papocchio, Trump esagera e attacca frontalmente il Papa, peccato perché così oscura le sue ragioni. L'Iran è la minaccia perché vuole il nucleare, noi parliamo solo delle uscite di Donald, Meloni inaccettabili le parole nei confronti del pontefice, lo ribadisco con chiarezza. Di spalla il campo largo, la scalata di Giuseppi, prendersi la sinistra con i voti del centro, Conte piano Antielli. Ungheria, Magyar gela la sinistra, Meloni fa un ottimo lavoro, in Italia i progressisti esultano, ma poi arriva la doccia fredda del nuovo premier. Vorrei incontrare Giorgia. Di spalla, poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, l'ennesima giravolta di Salis, fugge dal processo pure senza Orban. C'è la Salis assorta con la faccia tra le mani che dice: e chi cazzo se l'aspettava che un dittatore indicesse le elezioni e le perdesse pure? Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, Trump, oltraggio al Papa, frasi senza precedenti in un post su Truth. È un debole e pessimo in politica estera, eletto grazie a me, poi insiste, non mi scuso, la replica del pontefice, non ho paura di lui e non ci discuto. Proclama a voce alta il messaggio del Vangelo, basta con le guerre. Di spalla, navi USA bloccano lo stretto di Hormuz, l'UE un danno, petrolio in rialzo. Budapest in festa per il nuovo corso di Magyar, liberi come nel 56. Sì, ora ve lo racconto io, Magyar. Forza Italia, Barelli contro i Berlusconi, il partito non si guida da fuori. La Stampa, lo scisma di Trump, il presidente attacca il Papa, debole e pessimo, Leone non ho paura e non faccio dibattiti con lui, lo sconcerto nel mondo. Ancora, Magyar, più Europa, basta Russia, Ungheria, primo discorso del futuro premier, von der Leyen accelera sul diritto di veto. Andiamo oltre con La Verità, Trump si crede Gesù Cristo, il presidente sbrocca e attacca il Papa, debole e pessimo, eletto solo grazie a me. La replica di Leone XIV non mi fa paura, continua a parlare di pace. Veramente il Papa è eletto con la guida dello Spirito Santo, Mr. President. In Ungheria cambiano i musicisti, non lo spartito, il dopo Orban è meglio di Orban, la sinistra priva di rappresentanti nel Parlamento di Budapest e la UE hanno fatto festa per la vittoria di Magyar, però lui chiede di levare le sanzioni alla Russia e stoppa l'allargamento dell'Unione all'Ucraina, alla quale non darà soldi. Che sberla ai compagni. Fotonotizia centropagina, Conte racconta balle in TV anche nel suo libro Lisei sul Covid sfugge.
Gli USA bloccano Hormuz, Ursula vuole bloccare noi, navi americane nello stretto, giallo sui dragamine italiani. Il 22 le misure europee per contenere consumi e spostamenti. 6 indagati oltre al DEM, altro filone su Matteo Ricci, accuse di peculato e falso. Libero, scontro Chiesa Impero, bello sto titolo medievaleggiante, scontro Chiesa Impero, qua che sapore di lotta per le investiture, di cesaropapismo, di teoria dei due soli, c'è Dante Alighieri che all'altro mondo balla su un piede. Scontro Chiesa Impero, la verità su Trump e il Papa. Sentite anche voi, aria di scomunica, eh? Gli intrighi vaticani dietro l'assalto del tycoon. Sono in corso manovre per influenzare Leone e spostare il voto cattolico americano verso i Dem. Da qui la sfuriata di Donald. Meloni, dal presidente USA, parole inaccettabili, a sinistra si scoprono tutti i chierichetti. La mossa della Casa Bianca, partito il blocco navale USA, ora Teheran vuole trattare. Energie e dintorni, quanta illusione a sinistra sul dopo Orban, l'ex premier si santifica, il libro di Conte, autogeografia a 5 stelle, fotonotizie a centropagina, eccola qua con questo sorriso sfottente, goodbye forever Mr. Orban. L'anarchica, non mi sento ancora sicura, non mi sento sicura, il regime ungherese è caduto, bene, ora Salis si faccia processare, ma lei ha detto a Un Giorno da Pecora su Radio 1 che no, a lei è arrivato un documento dall'Ungheria dove si spiega che il processo è terminato, non si sa come. Talento senza pace, ora Sinner tocca spiegare pure perché canta l'inno. Italia Oggi, eccola qua. Italia Oggi, Trump e Orban sotto schiaffo. Nelle elezioni politiche ungheresi sono stati sonoramente sconfitti da Peter Magyar, che è più tenero con l'Europa, ma non ha idee molto diverse rispetto agli avversari. Carlo Valentini a pagina 6, invece, primarie rovinose per il PD a Pistoia, la sua candidata battuta da un esponente dei Verdi. L'immenso Marco Capisani a pagina 17, le diffusioni di febbraio con i giornali, Fatto più 11, Avvenire meno 2%, Corsera meno 5, Giornale meno 5, Sole meno 8, Repubblica e QN meno 9, La Stampa meno 10, Messaggero meno 11, Verità meno 12, Giorno meno 13, Libero meno 17. La consulta, l'assoluzione penale vale anche nel processo tributario, ma non sempre, ne scrive Francesco Cerisano, lo Zio Ciccio a pagina 25. E poi abbiamo implacabile come ogni mattina lui, Pierluigi Magnaschi, con Diritto e Rovescio. In una delle sue ultime esternazioni su Truth, Donald Trump ha accusato il Papa di debolezza ed essere pessimo in politica estera. Proprio lui, che ha iniziato una guerra con l'Iran che sta mettendo in crisi i rifornimenti energetici di mezzo mondo e ora, non sapendo come uscirne, non riuscendo a riaprire Hormuz, ha minacciato di chiudere lo stretto, che però è stato già chiuso dagli iraniani. Ridicolo. Trump ha anche accusato Leone XIV di essere troppo debole sul fronte della criminalità e delle armi nucleari e questo per me non è accettabile, cioè lo accusa di fare il Papa, dimenticando che Leone è il rappresentante di un uomo che si è fatto crocifiggere, quindi un perdente ai suoi occhi, invece di mettersi a capo di una rivolta contro l'oppressore romano, magari al grido di MGGA, Make Judea Great Again. Folle! Bene, si sono fatte le 7:59 minuti e 32 secondi, noi tiriamo un attimo il fiato e ci andiamo ad ascoltare, per restare in tema Trump-Leone, Aretha Franklin, rispetto, 1967, vedete a chi lo deve portare a chi, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Just
of respect, almeno un pochettino di rispetto, cavolo. Era il 1967, lei era l'immensa Aretha Franklin, in realtà il pezzo è di Otis Redding, e cantava Respect, signore e signori, alle 8, 2 minuti e 43 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa in accidentale sostituzione dell'immenso Sammy Varin, che ritroverete domattina. Sono arrivate alcune zappe al 340 670 9659. Maurizio, buongiorno a te, solita vecchia strategia iraniana, eravamo vicini a un accordo ma i cattivi americani non ci hanno permesso la pace, arabi falsi e soli babbei ci credono, studiate e sveglia. Ma è chiaro che loro offrono 5 anni di moratoria sul nucleare perché il ragionamento è la tachiglia, la dissimulazione, no? Cioè, finché Trump è alla Casa Bianca stiamo zitti e buoni, tanto pur che passano 5 anni il problema c'è. Nel mentre qualche accordo sotto banco lo sistemiamo con qualcuno. Dopodiché vediamo il prossimo fesso che viene eletto e ci regoliamo di conseguenza. Ancora il Manzoni, l'immenso Manzoni, buongiorno a te. Antonino, al garage dell'Alfista non ho mai sentito parlare dell'Alfone 2006 Berlina. Ce l'abbiamo, ne parleremo. Dell'Alfetta CEM sperimentale, ce l'abbiamo pure questa. E dello Scena Alfa 6 col motore modulare fatta a 100. Si sta riferendo all'Alfa 6 2005 turbo diesel a 5 cilindri. Motore modulare non perché accende e spegne i cilindri, ma perché era modulare l'architettura, cioè tu aggiungendo o togliendo un cilindro puoi fare un motore di composizione diversa. Il motore lo faceva la VM a 100 e pensate, l'Alfa Romeo pensò di chiamarla Alfa 5 anziché Alfa 6, visto che aveva solo 5 cilindri anziché 6. Ancora Marco, buongiorno a te. Buongiorno, la parvenza di pace si avrà solo se tutti si convertiranno a Gesù Cristo nella Santa Madre Chiesa tornata cattolica, perché questa non è una chiesa cattolica, e se si abrogherà l'aborto. Post scriptum, il Concilio Vaticano II è una cavolata pazzesca piena di errori. Bella sta stronzata, Marco. Quindi secondo te 2600 vescovi da tutto il mondo che hanno votato documenti e risoluzioni con delle maggioranze bulgare nelle prime votazioni elettroniche della storia, più 2 papi, hanno preso una cantonata e di chiesa non ne capivano una mazza. Interessante. Io sono 40 anni che sento queste storielle da parte di chi evidentemente non ha capito il Concilio Vaticano II. Se non ci fosse stato il Concilio Vaticano II, oggi le chiese sarebbero parcheggi, altro che vuote, sarebbero parcheggi. Ma questa è un'altra storia, vabbè. Andiamo avanti con la nostra trasmissione e dunque, sì, eccoci qua. Sentite, prima di passare a parlare della questione Trump-Papa, questione che tra l'altro trovo abbastanza stucchevole, vi vorrei ragguagliare un pochettino invece della manifestazione del prossimo 18 di aprile, credo che vi interessi. E allora facciamo un breve recap per come viene raccontata questa manifestazione nei vari giornali. Per esempio, Avvenire a pagina 13 fa un pastone, lo scrive il collega Gianluca Carini, e mette assieme Barelli bocciato va al governo, la Lega teme la piazza vuota. Nella Lega si fanno i conti, ieri in via Bellerio si è svolto il Consiglio federale, durato un paio d'ore, al centro soprattutto la manifestazione milanese di sabato 18 aprile in piazza Duomo intitolata Niente paura, le amministrative, la situazione politica, così come la linea verso Donald Trump dopo l'attacco a Papa Leone XIV. Durante la riunione Salvini ha attaccato le assurde regole europee che rischiano di impoverire cittadini, famiglie e imprese in difficoltà per il costo di bollette, luce, gas e carburante. Netto il giudizio anche sulla spesa per la difesa. È inaccettabile che si possano spendere miliardi per armi e non per aiutare a pagare bollette e benzina. Ma a microfoni spenti trapela una preoccupazione per i numeri dell'evento di sabato che riunirà vari esponenti del gruppo dei patrioti, che comprende ad esempio gli spagnoli di Vox e Rassemblement National di Marine Le Pen. Piazza Duomo è grande, il rischio flop dietro l'angolo e così, col passare dei giorni,
Si è ammorbidita anche la retorica attorno alla manifestazione. Dalla remigrazione si è passati soprattutto a bollette, regole europee e sicurezza. Una nuova grana potenziale infine arriva nel pomeriggio su Fratelli d'Italia, lanciata da Manlio Messina. Il deputato era uscito nel luglio 2025 per andare al gruppo misto nel mezzo di una faida di partito che aveva portato alla nomina di un commissario unico per Fratelli d'Italia in Sicilia. Dopo mesi di silenzio, Messina ha annunciato le intenzioni di spiegare le vere motivazioni dell'addio. Va bene, ne prendiamo atto. Andiamo a vedere sul Corriere della Sera cosa scrive il Corriere a pagina 19 della manifestazione appunto di giorno 18 in quel di Piazza Duomo. Eccolo qui, di spalla. Lo vedete? La Lega, economia, trattati UE, Salvini ritocca l'evento. Sarà la sconfitta di Viktor Orban? Sarà che per gli italiani il problema più impellente è far quadrare i conti a fine mese? Certo è che la manifestazione dei patrioti in Piazza Duomo prevista sabato ha cambiato impronta. Meno immigrazione, più conto della spesa. Matteo Salvini si appresta a lanciare bordate contro l'Europa che non vuole allentare i vincoli del patto di stabilità, pur di fronte a un contesto internazionale sull'orlo della recessione. Il leader della Lega nel Consiglio federale di ieri ha esplicitato ancor meglio quello che aveva già detto domenica a un gazebo. O l'Europa sospende il patto di stabilità o faremo da soli. Dopo aver ascoltato la fosca diagnosi del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Salvini ha chiarito cosa minaccia esattamente. Serve uno scostamento di bilancio per destinare più risorse a favore dei cittadini, il che significa, con gli attuali vincoli di bilancio strettissimi, spingersi a superare il 3% nel rapporto deficit-PIL, che per lui è una linea Maginot invalicabile. Questa è la battaglia che la Lega lancerà sabato. Non è concordata né con Giorgia Meloni né con Antonio Tajani, ma il cavallo di battaglia leghista nelle prossime settimane sarà la lotta alle assurde regole europee. Le scintille, forse anche dentro il governo, sono assicurate, scrive il collega Zapperi. Andiamo a vedere poi sul Tempo. Tra l'altro c'è un'intervista al vice ministro Rixi che avrò modo di leggervi sulla questione del 3% di questo totem europeo che costa lacrime e sangue. E eccolo qua, il Tempo, vedete in fotografia proprio Rixi con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, Consiglio federale della Lega, il Carroccio invia una sorta di ultimatum in vista del raduno di Milano di sabato, un segnale immediato all'economia, l'appello dei patrioti all'Europa. L'appello di Giorgetti, il ministro dell'economia non esclude la sospensione del patto di stabilità per rispondere alla crisi. In collegamento da remoto è toccato a Giancarlo Giorgetti tracciare il quadro economico, mentre i governatori Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana si sono fatti portavoce delle preoccupazioni che provengono dai territori. In particolare il ministro dell'economia, dopo l'allarme sulla possibilità di recessione, avrebbe parlato della necessità di una sospensione generale a livello europeo del patto di stabilità, come anticipato in mattinata dal sottosegretario al lavoro Claudio Durigon sulle colonne del Tempo. È doveroso per dare risposte a imprese e cittadini e non farlo sarebbe un grave errore. Sul tema dell'energia è intervenuto pure il capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo. L'Europa deve assolutamente dare spazi di manovra a governi e stati, ha spiegato il senatore. La preoccupazione è rivolta alle imprese, alle famiglie, alle difficoltà legate al caro energia e al caro materiali. Romeo ha infine sottolineato la necessità di avanzare proposte concrete. Non bisogna solo preoccuparsi, bisogna anche proporre soluzioni che vadano incontro a questo momento particolare, ha concluso il senatore. Soprattutto, appunto, si osserva che un segnale immediato sull'economia è da lanciare dal palco della manifestazione di sabato. La Lega intende inviare una sorta di ultimatum alle istituzioni europee dal ritrovo sovranista dei patrioti in programma nel fine settimana in Piazza Duomo a Milano. Il partito di Matteo Salvini chiede maggiore flessibilità in Europa e valutare l'ipotesi di uno scostamento di bilancio, misura emergenziale per ridare fiato a imprese e cittadini. L'argomento è stato ieri al centro della riunione del Consiglio federale del partito, durante il quale i dirigenti si sono confrontati anche sulla linea da adottare nei confronti di Trump, all'indomani dell'attacco al presidente statunitense a Papa Leone XIV. La manifestazione, ha spiegato Salvini,
Sarà importante per dare un segnale, in questo momento non facile dal punto di vista comunicativo e politico, in cui le ripercussioni di una guerra che non abbiamo voluto, ha spiegato, hanno avuto un effetto devastante sull'economia, non dovuto alle politiche del governo. Il timore dei dirigenti leghisti è che il voto di protesta investa l'esecutivo, come avvenuto col referendum sulla separazione delle carriere, si è sottolineato. Andiamo adesso a pagina 13 della Verità, dove si tratta anche qui ovviamente della manifestazione. Eccolo qui, pagina 13, ne scrive la collega Flaminia Camilletti. Salvini prepara il raduno dei patrioti, attacca le assurde regole dell'UE. Il leader del Carroccio serra i ranghi su Trump, Folli accusa il Papa, tutela la pace. Cosa si dice? Il dibattito, appunto, i dirigenti del partito si sono confrontati ieri in Consiglio federale anche per ridefinire la posizione sul presidente degli Stati Uniti Trump. Sarà la stessa all'indomani dell'attacco del presidente statunitense a Leone XIV? Un dibattito che segue le parole di Salvini, che ieri mattina ha detto: se c'è una persona che si sta spendendo sul tema della pace e sulla soluzione del conflitto è Papa Leone. Attaccare il Papa, uomo simbolo di pace e guida spirituale per miliardi di cattolici, non mi sembra una cosa utile e intelligente da fare. Alcune posizioni di Trump stanno diventando indifendibili e inaccettabili, si è sfogato parlando con i suoi. Diversi hanno appoggiato questa linea tracciata dal segretario, tra i primi fan in Italia di The Donald. Tra i distinguo si segnala la posizione di Molinari, che ha suggerito di mostrare più cautela. O mettiamo in discussione la decisione di aver appoggiato un sovranista alla Casa Bianca, ha osservato il capogruppo, o non ci possiamo lamentare del fatto che Trump prenda delle posizioni da sovranista. Salvini ha poi spiegato che la manifestazione di sabato è importante anche per dare un segnale, in questo momento non facile dal punto di vista comunicativo e politico, a causa delle ripercussioni di una guerra che non abbiamo voluto. Ancora, già che ci siamo, per Giorgetti la strada è in salita, così anche per il ministro Roberto Calderoli e il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Serve una presa di posizione in Europa e da parte della Lega all'interno del governo. Si valutano anche scostamenti selettivi per urgenze ed emergenze come per l'autotrasporto. Insomma, non si parlerà solo di remigrazione sabato come era già stato annunciato, ma anche tanta economia. La maggior preoccupazione per gli italiani, perché una guerra l'Europa può anche affrontarla, due no, e anche se dovesse terminare il conflitto in Medio Oriente, il rischio è che l'aumento dei prezzi si stabilizzi. Chiudiamo con Libero, che parla della manifestazione a pagina 9. E io tanto vi dovevo, ecco qua, Salvini, il Consiglio federale del Carroccio, faremo di tutto per cambiare le regole dell'UE, i temi economici, ne scrive Fabio Rubini, i temi economici saranno il fulcro della manifestazione di sabato, alle 14 corteo da Porta Venezia fino a Piazza del Duomo. Le parole d'ordine, come già anticipato la scorsa settimana, non saranno remigrazione, ma cambiare le regole in Europa. Su cosa? Un po' su tutto, ma in questo momento soprattutto sull'economia. Da Salvini a Giorgetti, in collegamento, tutti hanno sostenuto la necessità di aggirare in maniera generalizzata su tutto il continente le rigide regole sul patto di stabilità. Dobbiamo superare queste assurde regole europee, ha detto il leader del Carroccio ai suoi, che rischiano di impoverire cittadine, famiglie e imprese in difficoltà per il costo di bollette, luce, gas, carburante. È inaccettabile che si possano spendere miliardi per le armi e non per aiutare a pagare bollette e benzina. Questo, a grandi linee, sarà anche il tema principale della manifestazione milanese, che partirà alle 14 col corteo, che da Porta Venezia arriverà in Piazza Duomo, dove attorno alle 15 inizieranno gli interventi. Al federale di ieri è stato chiarito anche un altro punto molto importante: bisogna far capire all'elettorato che la crisi è scaturita da guerre che la Lega e in generale il governo non hanno voluto ma subito. Crisi che sta influendo pesantemente sul reale impatto delle misure economiche che il governo ha messo in atto in questa legislatura. Questo per scacciare l'incubo del voto di protesta. Va bene, allora chiudiamo con, oddio mio, gli occhi miei, pagina 10, La Stampa, c'è l'intervista appunto al vice ministro Rixi che parla del 3%, eccolo qui.
o sforare il deficit del 3% è l'unica via, l'intervista di Luca Monticelli, dobbiamo abbassare i prezzi dell'energia. Il vice ministro al MIT, il 18 aprile la Lega in piazza coi patrioti, priorità l'economia. E Rixi dice sabato prossimo il tema al centro dell'evento della manifestazione organizzata dalla Lega non sarà la remigrazione ma l'economia. Parleremo di carburanti e aumento dei prezzi. Il problema più grosso che ha oggi l'Europa è come affrontare le crisi. Tutte le volte che introduciamo strumenti, questi non riescono ad adattarsi ai nuovi scenari, dice Edoardo Rixi, deputato leghista e vice ministro delle infrastrutture e trasporti. Dopo il fallimento dei negoziati di Stati Uniti-Iran, che prospettive ci sono? Non potendo più attingere alle materie prime in arrivo dal Golfo Persico e al gas della Russia, dobbiamo concentrarci essenzialmente sul Nord Africa, dove però i costi aumentano come conseguenza delle tensioni geopolitiche. In più, negli ultimi anni si sono portate avanti una serie di politiche che hanno allontanato le raffinerie del diesel dall'Europa, quindi abbiamo difficoltà a gestire tutti gli andamenti dei prezzi. Ciò impatta sul carrello della spesa dei cittadini. È evidente che il conflitto con l'Iran è un pugno nello stomaco dell'economia europea, ma io non credo che se domattina ci fosse un accordo con Teheran tornerebbe esattamente tutto come prima. È il sistema europeo che va ristrutturato. L'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, sostiene che l'Europa dovrebbe sospendere il divieto di acquistare gas russo. Anche l'Italia deve tornare a fare affari con Putin? È l'unica possibilità che abbiamo, a meno che non si trovino altri giacimenti. L'Europa non può continuare ad affrontare due crisi come quella in Ucraina e quella in Medio Oriente senza rischiare una deindustrializzazione. Noi riteniamo che occorrano deroghe al patto di stabilità per attenuare la crisi. La Commissione UE però ribadisce che il patto di stabilità non si può sospendere e chiede di non incrementare il deficit. La Lega propone comunque uno scostamento di bilancio per misure a favore di famiglie e imprese. Penso sia l'unica cosa che si possa fare per calmierare le bollette energetiche ed evitare il depauperamento e la ricchezza delle famiglie italiane. Possibilmente lo scostamento bisognerebbe concordarlo a livello europeo. Il decreto che scade il 1° maggio sulle accise dei carburanti è replicabile? Non è risolutivo. Faccio un esempio: l'autotrasporto non l'ha minimamente sentito, non ha inciso sui costi aziendali che stanno poi rendendo difficile la movimentazione delle merci. Abbiamo bisogno di provvedimenti strutturali, come durante il Covid, per tenere aperte le catene della logistica. Come commenta la sconfitta di Orbán? Colpisce che chi prima negava la democrazia in Ungheria oggi esalti proprio quel voto che invece ne conferma pienamente l'esistenza. E tra le righe fa sorridere vedere la sinistra esultare per la vittoria di un leader conservatore, a cui auguriamo buon lavoro nel segno del rispetto alla volontà popolare. Ecco, allora, permettete, se mi cito stamattina su Italia Oggi, vi racconto chi è Peter Magyar, pagina 5 di Italia Oggi stamattina. E così chiudiamo la parte dedicata alla manifestazione del 18 aprile e passiamo a occuparci appunto di questioni un po' più, se volete, anche amene. Chi è Peter Magyar? Sono le 8:20 minuti e 36 secondi, il nuovo primo ministro ungherese che ha vinto le elezioni. È un Viktor Orbán addolcito in senso europeo, ma con idee invariate in tema di immigrazione, per esempio sovranità nazionale, no all'ingresso dell'Ucraina, no all'ingresso accelerato dell'Ucraina nell'Unione Europea. Basta leggere il programma elettorale del suo partito, TISZA, nel quale si prevede, pensate quanto è di sinistra questo, un giro di vite sull'immigrazione clandestina, il mantenimento della recinzione anti-immigrati sul confine meridionale del paese, più stipendio e maggior rispetto per poliziotti e vigili del fuoco, nonché guardie municipali e campestri. Scusate, ma io lo sento dire a uno con la barba che fa il vicepresidente del Consiglio e il segretario della Lega che ci vuole più rispetto per i poliziotti e per le divise in Italia. Non mi sembra un'affermazione così di sinistra. Lotta senza quartiere alle droghe e alla corruzione. Anche questo lo sento dire a questo che fa il vicepresidente del Consiglio, nonché il segretario della Lega. Poi che altro? Sburocratizzazione, rifiuto delle quote di migranti assegnate da Bruxelles e soprattutto dal 1° giugno prossimo blocco dell'assunzione di operai extracomunitari. Anzi, chi rientra in Ungheria e viene assunto in un'azienda ungherese si becca pure il sussidio aggiuntivo, perché l'obiettivo è avere 10 milioni di ungheresi entro il 2050,
l'aumento dell'aspettativa di vita a 80 anni entro il 2030, meno culle vuote e incentivi per le famiglie, congedo genitoriale per i papà. Niente si legge sul mondo LGBTQ+, alle donne è garantita l'inseminazione in vitro e l'aiuto alle mamme single pur di aumentare fertilità e natalità. Gran finale, cibo ungherese sano e di qualità per tutti. Prima gli ungheresi, insomma, anche se ci saranno delle riforme in senso parlamentare, la fine del governo per decreto, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, investimenti pesanti nella ricerca, abbandono del gas russo entro il 2035, fine delle ingerenze di Mosca sul paese, 5% di PIL investito nella NATO entro lo stesso anno, ritorno al gruppo di Visegrad, che non mi pare sia un gruppo di sinistra europeista, e anche se Budapest non parteciperà a guerre nel mondo, ma solo a missioni che servano gli interessi nazionali, si farà ogni sforzo per far tornare protagoniste le aziende ungheresi della difesa dell'economia nelle forze armate nazionali. Alta velocità, potenziamento ferroviario, più energie alternative, geotermico e nucleare. Ecco, questo è il programma che fa esultare la sinistra italiana per uno che è di destra. Con questo programma, che in futuro vedrà anche l'introduzione dell'euro al posto del fiorino, Magyar, classe del 1981 e fuoriuscito nel 2024 da Fidesz, il partito di Orbán del quale era parte, si presenta a Bruxelles e vuole circa 20 miliardi di euro indietro. Sono tutti i soldi che in questo decennio circa l'Europa non ha concesso a Orbán, accusandolo del mancato rispetto delle richieste europee. Magyar viene incontro alla necessità di trasparenza e Stato di diritto e pensa possa servire a sbloccare tutto questo denaro che vuole investire per lo sviluppo nazionale. La sua è una storia politica di un amore deluso. Se da ragazzo Magyar aveva il poster di Orbán in cameretta, ha lasciato Fidesz nel 2024 quando è emerso che il governo del suo idolo Viktor aveva concesso il perdono a un tale accusato di aver contribuito a coprire un caso di pedofilia. Inconcepibile per un partito che per anni si era gloriato di difendere la famiglia cristiana e i bambini. L'ex moglie di Magyar, Judith Varga, era il ministro della giustizia. Si dimise e con lei la presidente ungherese Katalin Novak. Morale della favola, Magyar, l'ex avvocato di Budapest, ha fondato un partito tutto suo e ha iniziato a far da sé. Viene descritto come un tipo appassionato e genuino, ma a volte un po' troppo impaziente. Ha girato l'Ungheria battendola palmo a palmo, tenendo fino a 6 comizi al giorno con disciplina ferrea. La gente lo ha percepito, aria elettrizzata agli appuntamenti con lui. Nel febbraio scorso ha accusato gli orbaniani di tentato ricatto. Si diceva ci fosse un video di lui appartato con una vecchia fiamma. Sì, ho 45 anni e faccio sesso, con una partner maggiorenne però, ha risposto lui sfidando Fidesz. Pubblicate tutto quanto. Il video non ha mai visto la luce, se ammesso che ci sia. Per finire, Tisza è anche il nome di uno dei fiumi principali ungheresi. L'idea è quella di inondare la politica spazzando via l'urbanismo. Vedremo cosa succederà, gli argini sono rotti, ora tocca al partito fiume. Questo è il signore per il quale esulta la sinistra italiana. Ditemi voi se è un programma di sinistra. A me pare una specie di Matteo Salvini col freno a mano tirato, tutto qui. Ma non mi pare che sia questo gran progressista per i quali festeggiano, anche perché la sinistra in Parlamento in Ungheria non c'è solo destra, centrodestra ed estrema destra. Vabbè, però ha vinto la sinistra italiana, signori, grande vittoria della sinistra italiana, lo dobbiamo riconoscere. Le 8:26 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, il telefono è sempre, o meglio, come si dice, le zappe sono sempre aperte al 340-670-9659, aspettiamo i vostri messaggi. Noi adesso passiamo alla telenovela tra il Papa e Trump, il Corriere della Sera. Poi vedete, bisogna pure vedere chi è che ve la racconta. Il Corriere della Sera, volendo scegliere un interlocutore diciamo neutrale, ha scelto il gesuita padre James Martin. Padre James Martin è come possiamo dire, è stato uno che ha fatto molta carriera nella chiesa di Bergoglio, diventando l'uomo che si occupava e che si occupa ancora dei rapporti col mondo gay.
definirlo progressista e fargli un favore. Ecco, lui viene intervistato e dice: mai attacchi simili al pontefice, troppo per i cattolici statunitensi, anche per quelli repubblicani. E dice: cosa pensa del fatto che Trump abbia anche pubblicato l'immagine di se stesso nei panni di Cristo? È difficile dire che cosa il presidente Trump intendesse fare pubblicando l'immagine di sé come Cristo. Forse pensa sia divertente, ma dobbiamo ricordare il primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me. In altre parole, lui non è Dio, né Gesù peraltro. Il Papa aveva evitato finora lo scontro diretto con Trump, ma sembra sia diventato inevitabile. Che cosa ne pensa? Il Santo Padre, come ha detto oggi, non è un politico, al tempo stesso proclamerà il Vangelo senza paura. Se questo a volte ha implicazioni politiche, così sia. Penso stia gestendo le cose alla perfezione. Il Pentagono aveva già convocato l'inviato del Vaticano, i funzionari USA avrebbero menzionato la minaccia di una nuova Avignone. Sa qualcosa di quell'incontro? Non ho informazioni dietro le quinte, so solo quello che ho letto nei media. Sembra possa essere stato un incontro teso. Ma il Vaticano ha avuto a che fare con leader politici e militari almeno dai tempi di Carlo Magno, anche dai tempi dell'Impero Romano, direi. Perciò questo non è qualcosa di molto nuovo. Sono certo che il cardinale Pierre abbia gestito la cosa in modo professionale e con grande pace interiore. È un diplomatico esperto. Come sta reagendo la Chiesa negli Stati Uniti ai commenti di Trump? La Chiesa cattolica statunitense è unita nella difesa del pontefice? O state vedendo diverse fazioni sulla base di differenze politiche? Dipende di qual parte della Chiesa parliamo. Il capo della conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti si è detto demoralizzato per via di quei commenti, per esempio. La Chiesa cattolica negli Stati Uniti non è monolitica, però ci sono cattolici repubblicani ai quali piace il presidente Trump e cattolici democratici ai quali probabilmente non piace, ma un attacco diretto al Papa è qualcosa di nuovo. Dovremo vedere se questo infastidisce i cattolici repubblicani. Per alcuni, tuttavia, sembra che il presidente Trump non possa fare mai nulla di sbagliato. Per molti cattolici che si sono svegliati con questa notizia, comunque immagino sia andato troppo oltre. A scatenare le prime grosse proteste da parte di alleati evangelici e cattolici del presidente è stata l'immagine di Trump come Gesù più che le critiche di Papa Leone. Dicono che il post è blasfemo, anche se alcune persone della sua commissione per la libertà religiosa l'avevano rappresentato in termini messianici in passato. Pensa sia blasfemia? Blasfemia è un termine molto impreciso, ma mettersi allo stesso livello di Gesù è più probabilmente vanità. Andiamo a vedere come ce la racconta invece il giornale, perché il giornale allarga la traiettoria rispetto a quello che dice da parte sua padre Martin, e in particolare andiamo a pagina 4. Dunque, eccolo qui, vediamo dov'è. Ecco, perché vedete, come si dice in Sicilia, il discorso deve avere il piede, cioè non è che Trump si è alzato la mattina e ha fatto quella sparata, ripeto, esecrabile, esecrabilissima, così perché ha tirato una monetina in aria e ha detto di prendersi per Cristo. Lo racconta il collega Nico Spuntoni su Il Giornale. L'incontro di Leone con l'uomo di Obama, i 3 cardinali USA dietro l'ira di Trump. La visita di Axelrod, ex stratega dei Dem, l'intervista di Kupich, McElroy e Tobin. In particolare, che cosa è successo? È successo questo. Trump ha contestato a Leone di aver incontrato David Axelrod, l'ex stratega di Obama definito perdente della sinistra. L'udienza è avvenuta giovedì scorso, ma solo nei giorni successivi è divenuto oggetto di polemiche sui social e ha alimentato dietrologie sulla vicinanza con l'ex presidente Dem. In realtà è probabile sia stata accordata perché Axelrod e la moglie Susan hanno una figlia che soffre di epilessia grave, ricoverata in una struttura dell'arcidiocesi di Chicago. Non a caso i 2 coniugi hanno portato in dono al Papa 2 fotografie della ragazza e altre pazienti con la maglietta della squadra dei White Sox, tifata da Prevost, e dietro stampato il nome di Pope Leo XIV. Ma il passaggio più indicativo sull'origine della rabbia del presidente è quello in cui ha accusato il Papa di parlare di paura nei confronti dell'amministrazione Trump, subito dopo averlo descritto come debole sulla criminalità.
La paura per le politiche migratorie della Casa Bianca, infatti, era stata tirata in ballo solo pochissime ore prima dall'attacco dei 3 cardinali più progressisti d'America: Blaise Kupich di Chicago, Robert McElroy di Washington, Joseph Tobin di Newark. In un'intervista congiunta al popolare programma televisivo 60 Minutes sulla CBS, i 3 prelati hanno cannoneggiato la presidenza Trump, condannando come ingiusta la guerra in Iran e descrivendo con termini come paura e disumanità i rimpatri di massa dei migranti. Questi 3 sono di nomina bergogliana. 20 minuti di puntata che secondo alcuni retroscena sarebbero stati visionati dal presidente sull'Air Force One, inducendolo a una reazione. La pretesa di dettare la linea sulla politica americana da parte dei 3 cardinali antitrampiani non sta evidentemente aiutando il dialogo con l'amministrazione e potrebbe aver svolto un ruolo decisivo nell'affondo di Trump. La conferenza episcopale americana invece continua a preferire toni più soft, come dimostra la nota del presidente Paul Coakley, che ha condannato le parole del presidente, ricordando come il Papa non è suo rivale né tantomeno un politico. Le 8:33 minuti e 10 secondi, pausa, il meteo, pubblicità e poi torniamo dopo aver ascoltato un grande successo, Loretta Goggi, Maledetta primavera del 1981. Lo dicono spesso gli allergici in questo periodo. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Italia sempre ostaggio di una circolazione depressionaria con instabilità sparsa su gran parte del territorio. In mattinata ancora precipitazioni specialmente al nord in Toscana, Puglia e Campania. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi su buona parte d'Italia, in particolare sui settori nord-orientali, in Emilia-Romagna, in Liguria, Marche e Isole Maggiori. Temperature in lieve diminuzione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Voglia di stringersi poi, vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico sei. Al risveglio è diventato un poeta,
se a mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Se per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera, che imbroglio se per innamorarmi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, se fa male solo a me. Che resta dentro di me, di carezze che non toccano il cuore, stelle una sola ce n'è, che mi può dare la misura di un amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. Se per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera, che importa a te, per innamorarsi passa un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, maledetta come me. Era Sanremo 1981 e lei è l'immensa Loretta Goggi con un vero e proprio tormentone degli anni '80, ovvero Maledetta primavera, ladies and gentlemen, alle 8:39 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo attraverso Facebook sulla pagina della radio. Luciana, buongiorno. Fra, buongiorno a te. Buongiorno anche a Marziano. Un saluto a Davis che ci sta guardando da Malaga, signore e signori, e diamo anche un saluto a tutti gli amici che ci seguono sulla pagina Lega Salvini Premier, e sono anche in tanti. Buongiorno a Valentino, buongiorno a Maria Teresa, Emiliano, insomma, buongiorno anche a Fiorentino. Benissimo, allora, bella gente, adesso passiamo a Il Fatto Quotidiano, eccolo qui. Gag stile Ciao Darwin e un dialogue coach. Marina B, perché se dicono Berlusconi si sentono male, si prepara. Di che cosa si tratta? In questi giorni, scrive Il Fatto, Marina Berlusconi sta preparando armi e beauty case esattamente come fece il babbo nel lungo e periglioso inverno del 93, quando dai debiti della Fininvest e dal rischio di finire sotto un ponte o in galera con falonieri Dixit, estrasse il coniglio di Forza Italia, un partito che avrebbe protetto i suoi scheletri di cantieri edili magicamente finanziati e le antenne illegalmente nate, come avevano fatto i partiti a libro paga che Mani Pulite stava decapitando. A me ormai questa storia della leggenda di Mani Pulite sa tanto di antiquariato. A questo giro sono i crediti a smuovere Marina Berlusconi, titolare dell'azienda Forza Italia, dove paga tutto e conta niente. Non ne può più di aspettare, anche se non lo fa per i 90 milioni di euro che garantisce in fideiussione al partito ogni anno. Lo fa per psicologiche ragioni, esige di estrarre un senso dalla sua vita di eterna figlia primogenita addetta al monumento del padre. L'ansia preme, compirà i suoi 60 anni tra 5 mesi, il prossimo 10 agosto, e a giugno saranno 3 anni dal funerale di Stato che ha chiuso un'era, inginocchiando e umiliando l'intera Italia davanti alle spoglie del padre. Cosa ha combinato nel tempo che ha visto fuggire dallo specchio? In Mondadori da 23 anni ha un ufficio sontuosamente vuoto, dove pettina le piante, sovrintende sonnifere riunioni, attende l'ora in cui l'autista la porterà nella sua amata
e solitaria palestra Tecno-Gym a scolpire quel che la chirurgia estetica, in tante dolorose modificazioni, ha inciso sulla sua pelle. In quanto al cuore, ha finito per affezionarsi alle fidanzate del padre, sempre a protezione del padre, prima Francesca Pascale, ora Marta Fascina, detta la muta, che deambula tra i tappeti di Arcore, pagata da un seggio a nostre spese, mentre tiene compagnia alle ombre e la aspetta per cena. Non c'è più Marcello Dell'Utri a costruire la squadra a questo giro. Le sue benemerenze sono finite sotto la condanna definitiva per mafia. A selezionare i nuovi candidati è stato chiamato Danilo Pellegrino, amministratore delegato Fininvest, affidabile e riservato, che Marina ha voluto al tavolo della riunione Gogna proprio per studiarsi da vicino il povero Tajani e sceglierli al contrario. La rete di Publitalia c'è ancora per pescare imprenditori, professionisti e furbacchioni candidabili, come avvenne 30 anni fa, quando dai provini saltarono fuori decine di futuri deputati, da Paolo Romano a Martuscello, dallo Iucco ad Antonio Palmieri, tutti dilettanti della politica. Senti chi parla, il giornale dei 5 Stelle. Ma svegli nella comunicazione, niente barbe eleganti, scarpe inglesi da indossare a comando come le opinioni. Marina li vuole moderati e moderni, in difesa dell'azienda, ovvio, ma anche aperti ai diritti civili, alle famiglie arcobaleno in stile radicale, aperti all'Europa di Draghi e ai parioli di Calenda, sempre indisponibili a superare il filo spinato delle troppe tasse ai ricchi, guai alle patrimoniali, proibito disturbare i profitti delle banche o interferire col libero mercato della finanza, dell'etere e dei giacimenti digitali. In sintesi, un moderatismo alla Gianni Letta che Marina ha arruolato anche stavolta, accomodandolo proprio di fronte a Tajani, che ascoltava la sua eterna lezione democristiana, la quale, a copertura del potere sostanziale, prevede sempre una vernice di buonismo compassionevole per temperare la naturale predisposizione della destra a imbracciare derive autoritarie o il cattivismo alla Del Mastro, che gode quando immagina i detenuti soffocare nei cellulari, o a quello di Piantedosi, il ministro innamorato, che i naufraghi li considera carichi residuali. Vabbè, basta così. Mi annoiano queste robe piene di spocchia. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Ma d'altronde la libertà di stampa è stampare anche quello che non vorremmo leggere, per cui bene anche così, a differenza di chi sostiene che la destra abbia le derive autoritarie. Quelli che ci hanno chiusi in casa invece erano di un altro partito. Andiamo a vedere invece la verità e parliamo dello stretto di Hormuz, signore e signori. In particolare sapete che la guerra appunto vede la chiusura dello stretto da parte degli americani e c'è ora un giallo. Perché? Lo racconta Carlo Tarallo a pagina 9 della Verità. Eccoci qui, qui vedete una foto, la descriviamo per chi ci segue via radio. I mezzi che il mondo ci invidia sono i Dragamine classe Lerici, che sono entrati in servizio alla fine degli anni '80. Sono dei mezzi progettati per individuare, neutralizzare, rimuovere le mine navali dal mare, e in particolare questi ilerici sono tutti di plastica. Vabbè, plastica, io la semplifico, è PVC, perché servono proprio per non subire e non far scattare le mine magnetiche. Come funzionano? Ricercano naturalmente le mine con i sonar e i sensori per individuarle sul fondale o sospese a mezz'acqua. Possono distruggere le mine con piccoli esplosivi controllati o robot subacquei, e poi dragano, trainano cioè cavi o dispositivi che fanno esplodere o disattivano le mine. Vediamo un po' quindi che cosa vuole Trump da noi. La richiesta di Donald Trump di inviare navi cacciamine nella zona dello stretto di Hormuz non verrà accettata dall'Italia, e quanto apprende la Verità da fonti di primo piano. Trump ha affermato che gli USA invieranno nella zona navi cacciamine altamente sofisticate insieme al Regno Unito e un paio di altri paesi. Il primo ministro britannico, Sir Keir Starmer, ha smentito. Il Regno Unito, dice Starmer, non sostiene il blocco navale dello stretto di Hormuz annunciato dal presidente americano. Starmer ha aggiunto che in settimana, insieme al presidente francese Macron, riunirà un vertice dei leader di decine di altri paesi per salvaguardare la navigazione una volta terminato il conflitto. È la stessa posizione del governo italiano. A quanto apprendiamo non ci sarà nessun intervento di navi militari nell'area di guerra fin quando non ci sarà un cessate il fuoco accettato e timbrato da tutte le parti in causa, e comunque non senza mandati internazionali, ad esempio dell'ONU.
Immaginate una nave cacciamine italiana che si trovasse nello stretto di Hormuz mentre la tregua si interrompe e ricominciano le ostilità. Che succederebbe? Troppo rischiosa la situazione per aderire alla richiesta del Tycoon. Una richiesta arrivata certamente non a caso. Le navi cacciamine e quelle specializzate nella ricerca ed esplosione in sicurezza delle mine che gli iraniani hanno disseminato nello stretto sono una risorsa di cui dispongono poche nazioni, come la stessa Gran Bretagna e i Paesi Bassi. L'Italia è considerata un'eccellenza mondiale in questo settore. I cacciamine di progettazione italiana Intermarine sono stati esportati o prodotti su licenza in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti. Sono 8 i cacciamine della Marina Militare Italiana in servizio e pronti nel caso si decidesse il loro impiego. Sono i cacciamine della classe Gaeta, spesso definiti lerici seconda serie. Sono stati sottoposti a importanti lavori di ammodernamento per restare tecnologicamente competitivi. Si trovano a Gaeta, Termoli, Alghero, Numana, Crotone, Viareggio, Chioggia, Rimini. Il tempo di trasferimento verso Hormuz è valutato in circa 30 giorni, sì, perché sono un po' lenti. Individuare e far brillare in sicurezza le mine navali è una delle operazioni più complesse che ha di fronte una forza armata, mentre produrle e disseminarle è semplicissimo, costano poco e possono essere lanciate da un aereo o da una nave. L'impatto sul transito delle navi è massiccio, il rischio di essere colpiti è alto e inoltre le compagnie assicurative tendono ovviamente a non stipulare contratti con gli armatori, le cui navi devono attraversare tratti di mare minati. Le mine non sono solo galleggianti, ce ne sono alcune di ultima generazione che vengono adagiate sui fondali, pronte a riemergere quando i sensori captano una nave in avvicinamento. Per quel che riguarda Hormuz, poi c'è un fattore che complica ancora di più la situazione. Sia vero o no, l'Iran sostiene di non conoscere più l'esatta posizione delle mine che ha sparso in mare. I cacciamine utilizzano dei sonar per scansionare i fondali e le acque. Quando si è in presenza di una sospetta mina, si cala in mare un'apparecchiatura che conferma l'identificazione oppure scopre che è in presenza di un residuato bellico. Se si accerta che si tratta di una mina, viene posizionata accanto ad essa una piccola carica d'esplosivo che la fa esplodere dopo che la cacciamine si è allontanata a distanza di sicurezza. Ovviamente questo genere di navi è progettato in modo tale da non essere individuato dai sensori delle mine. Quelle italiane della classe Gaeta sono state realizzate impiegando una particolare vetroresina denominata Fiber Reinforced Plastics, che coniuga due caratteristiche fondamentali: assoluta magneticità ed elevata resistenza anti-shock. La classe Lerici dispone di un completo sistema di apparecchiature specifiche, tra le quali il sistema integrato di navigazione e tracciamento, apparati di radionavigazione, ecogoniometro cacciamine a profondità variabile, sistema automatico, identificazione e distruzione di mine. L'evoluzione è la classe Gaeta. Oltre alle dimensioni maggiori rispetto alla Lerici, può contare sul potenziamento dell'apparato motore, l'installazione di un autopilota per il mantenimento automatico della rotta designata, l'adeguamento del sistema di combattimento. I palombari della Marina Militare Italiana che operano a bordo dei cacciamine sono specialisti del gruppo operativo subacquei. La necessità di mantenere una marcata silenziosità in immersione, una bassa segnatura magnetica e la lunga autonomia necessaria a intervenire sulle moderne mine subacquee hanno reso necessario l'impiego di particolari autorespiratori a miscela iperossigenata per poter compiere le operazioni subacquee. Si tratta di autorespiratori a circuito semichiuso, cioè a parziale ricircolo del gas espirato. Le 8:50 è il momento di Qui Parlamento, tocca all'onorevole Nicola Ottaviani. Buon ascolto. Qui Parlamento. Sono stati diffusi una serie di numeri, una serie di dati che purtroppo però hanno bisogno di essere oggettivati, perché soprattutto quando non provengono da quelli che possono essere degli studi o dei siti privati o dei siti politici di partito, hanno bisogno naturalmente di un commento e di una normale e naturale valorizzazione. E allora quando si fa riferimento al fatto che siamo davanti all'ennesima richiesta di revisione del piano,
e si cita addirittura la Spagna come un elemento importante di riferimento, beh, insomma, è utile avere una notizia in più. La Spagna, pensiamo un po', rispetto alle nostre 7 richieste di revisione, è in buona compagnia del Belgio, un'altra grande realtà territoriale a livello europeo, perché ha promosso l'8ª richiesta di revisione. Quindi, quando si cita il premier spagnolo per motivi di affinità politica e possiamo dire anche di comunanza rispetto a quelli che possono essere i nefasti e non i fasti del futuro, bisogna farlo con una certa coerenza fino in fondo, assumendosi la responsabilità di quello che si dice. Non solo, ma tutti i paesi dell'UE hanno proposto perlomeno 2 richieste di revisione. Questo significa che un conto è quello che è stato programmato nel corso del Covid, un conto è quello che si è cercato di raggranellare e soprattutto di resettare, cercando di far coincidere poi il paese virtuale, quello della programmazione del Covid, al paese reale, che è quello che viene gestito dal centrodestra, dal governo e soprattutto dagli italiani anche nel corso delle ultime ore. Poi è importante fare riferimento a quella che è l'altra statistica che è stata diffusa dalla Commissione europea nel corso dell'ultima settimana, dove si è fatto riferimento al fatto che noi siamo il 6º/7º paese sotto il punto di vista della percentuale per raggiungimento degli obiettivi. Si è fatto riferimento infatti alla Francia. Siamo davanti a 27 paesi dell'UE che è all'80%, l'Austria al 79%, la Danimarca al 75%, l'Irlanda al 72% e l'Italia al 64%. Però c'è un problema e bisogna intenderci su quella che è la durata della competizione sportiva, perché altri hanno scelto di correre soltanto i 100 metri. Noi abbiamo scelto di correre la maratona più lunga della storia, probabilmente dell'economia del globo e dell'orbe terrarum, perché se la Francia, che viene citata come elemento di riferimento, ha richiesto 40 miliardi, l'Austria ne ha richiesti 4 di miliardi e l'Irlanda, che viene citata come punto di riferimento sul 72% rispetto al nostro 64%, ne ha chiesti 1,15. Si fa riferimento alla Germania? La grande Germania ne ha richiesti 30 di miliardi, ma quella grande Germania alla quale si faceva riferimento prima anche in ordine a quello che è il PIL, probabilmente quel PIL non è stato consultato bene in ordine alla proiezione che in questo momento è stata effettuata da parte dell'FMI, del Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale per il prossimo anno dà una proiezione per Francia, Germania e Italia oscillante tra lo 0,8 e lo 0,9, ma con una differenza, che mentre nel nostro paese nel corso degli ultimi 3 anni il PIL comunque è stato in area positiva, adesso andremo a verificare molto velocemente perché la Germania ha fatto rallentare tutto il resto dell'Europa e questo non è un motivo certamente di orgoglio per noi, non è un motivo di soddisfazione, ma perlomeno deve essere un motivo di valutazione obiettiva su quella che è la comparazione delle economie, perché quando si è chiesto nel corso degli ultimi giorni, delle ultime ore da parte del nostro ministro dell'economia Giorgetti, guardate, l'abbiamo centrato l'obiettivo, lo stiamo centrando, quello del 3%, ma se lo rindiamo un po' non morirà nessuno e soprattutto non moriranno le economie globali, ci è stato detto da parte dei nostri redattori di sinistra, adesso che cosa fate? Non volete più neppure ripareggiare quello che è stato il metro di giudizio attraverso il quale siamo stati costretti a soccombere per troppi anni all'interno del palcoscenico internazionale europeo. E allora quando si fa riferimento alle scadenze, sì, è vero, abbiamo differito 3 scadenze importanti che riguardano non la fine del 2025 ma il 2026, ma riguardano l'alta velocità Bari-Napoli, l'alta velocità sulla Palermo-Catania, quindi stiamo investendo nel sud, sì, la Lega investe nel sud, perché la Lega ha chiaro il concetto di coesione sociale e di nazione. Ecco la differenza rispetto a chi si è per tanti anni cercato di incensare con l'aggettivazione del sud o dell'essere meridionali o meridionalisti, in realtà l'economia, soprattutto in quelle zone, ha cercato di dimenticarla. Come per quanto riguarda la stessa assistenza medica con la telemedicina e lo sportello unico digitale per le autorizzazioni rinnovabili. Anche in questo caso abbiamo scelto la strada del differimento, la strada del reset temporale per arrivare a giugno. Però rispetto a questi 3 obiettivi ce ne sono altri 3
che invece sono stati anticipati dal giugno del 2026 alla fine del 2025. 3 scadenze importanti che riguardano la riduzione degli arretrati del TAR, la riduzione degli arretrati del Consiglio di Stato, l'aggiudicazione dei contratti per la formazione medica specialistica. Significa investire su quelle risorse sane, sulla meritocrazia, su quello che è stato un elemento che molto spesso ha portato questo paese alla deriva, perché non tutti sono uguali e non tutti soprattutto si sono rimboccati le maniche. Quindi per quanto riguarda la previsione del PIL, mi spiace sconfessare coloro che guardano soltanto ad una parte di quelli che sono i paesi dell'Europa comunitaria, perché la comparazione va fatta a 360 gradi. Sentivamo prima addirittura i colleghi dell'Alleanza Verdi dire ma sostanzialmente qui state portando avanti lo sconquasso dello Stato perché avete investito sulla semplificazione, quindi avete ridotto i tempi per le concessioni, per le autorizzazioni, avete di fatto introdotto quello che è un meccanismo dell'automatismo sul silenzio assenso. È quello che ci ha chiesto il paese reale, perché la CGA di Mestre, che non ha la tessera della Lega o del centrodestra, quest'anno ha dichiarato che per le piccole e medie imprese sono stati spesi 80 miliardi in ordine a quella che è la burocrazia del paese. 80 miliardi, certo. Sono una somma inferiore rispetto ai 170 miliardi che sono stati gettati alla finestra da parte del 5 Stelle e compagni per quanto riguarda i vari bonus, però sono una cifra importante. Non solo, ma sempre la CGA di Mestre ci dice che per colpa della burocrazia 190 giorni all'anno vengono spesi da parte di un dipendente di una PMA per correre dietro alla pubblica amministrazione. E allora portare avanti la semplificazione, investire sulla semplificazione per noi è stato un esperimento di patologia medica. Abbiamo cercato il sangue occulto, quel sangue occulto di questo paese che ha condizionato l'organismo umano per troppo tempo, quell'organismo che voleva soltanto alzarsi, correre e pagare dazio, pagare il tributo quando quel tributo era proporzionato rispetto al lavoro e rispetto al profitto prodotto all'interno delle imprese, le piccole e medie, ma anche le grandi imprese del nostro paese. E allora mi avvio a concludere, Presidente. Quello a cui abbiamo assistito in queste ore, che è la volontà di votare no, contro che cosa? Contro il provvedimento finale o contro un reset nel corso del procedimento amministrativo / legislativo che si sta portando avanti? Un conto è dire ma noi votiamo contro il governo a luglio del 2026 perché non sono stati raggiunti degli obiettivi. Un conto è dire, e francamente non lo capiamo, signor Presidente, noi votiamo contro la possibilità di raggiungerli quegli obiettivi. Mi sembra un po' la metafora che si è celebrata in modo infausto la scorsa settimana nella celeberrima partita di calcio Italia-Bosnia, perché lì c'era il 99% degli italiani che quella sera tifavano per l'Italia, perché pensavano che quella competizione non fosse solo sportiva, ma fosse una competizione che potesse dare anche onore all'Italia, rispetto e soprattutto una piccola quota del PIL che forse abbiamo perso nella ristorazione nel prossimo mese di luglio ed agosto. L'1% però degli italiani non stavano guardando la partita, stavano guardando la possibilità di destituire quella sera Gravina e Gattuso. Ecco, quindi non vorremmo, signor Presidente, che ancora una volta qui l'argomento non sia quello di portare avanti il sistema Italia, ma di menare alle gambe, di cercare di azzoppare soltanto il presidente o l'allenatore. Noi, come Lega, molto immodestamente continueremo a votare per la squadra Italia. Qui Parlamento.
It's my own design. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad they had to fade it. Everybody wants to move. Ed erano i Tears for Fears, signore e signori, nel 1985, Everybody Wants to Rule the World. Tutti vorrebbero governare il mondo. Qualcuno si prende anche per Gesù Cristo, come avete visto in questi giorni. No, c'è poco da fare, ragazzi. La verità, sapete qual è? Che la realtà batte sempre la fantasia. Le 9, 3 minuti e 44 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa in accidentale sostituzione dell'immenso Semivarin che ritroverete domani. Allora, facciamo un patto, Picciotti. Io vi devo dire ancora due cosine e poi apriamo il telefono allo 0292947222. Se però volete già mandarmi delle zappe o WhatsApp, fate pure 340-670-9659. Allora, io mi avvio alla conclusione di questa rassegna stampa siamo sul Libero, a pagina 19, la collega Claudio Smetti, l'assurdo omicidio di massa, i 2 romeni restano in carcere, Giacomo ammazzato di botte, indagati altri 2 minorenni. La compagna della vittima contesta la ricostruzione sulla morte dovuta a una caduta durante l'alterco, il PM conferma Bongiorni picchiato quando era a terra. In tutto sono 5 i ragazzi sotto inchiesta. Se purtroppo la tragica sostanza dell'aggressione a Giacomo Bongiorni è fin troppo chiaro, un gruppetto di ragazzini mezzo ubriachi un sabato sera qualunque su Di Giri che non accetta l'invito a smetterla di far baldoria vandalizzando un negozio e reagisce con la furia della violenza più cieca e spietata, dal punto di vista legale sono ancora tanti gli interrogativi che non hanno una risposta. Forse è per questo che il PM di massa Pietro Capitozzo ha deciso di aspettare gli esiti dell'autopsia sul carpentiere 47enne che 2 sere fa ha perso la vita per aver chiesto a dei giovani di non lanciare bottiglie contro una vetrina chiusa. Sì, è vero, al momento gli indagati sono almeno 5, si tratta di 2 maggiorenni e 3 minorenni, peraltro tutti di nazionalità rumena e coinvolti in via ufficiale nell'inchiesta, tanto che i più grandi sono già stati arrestati, almeno uno dei minori, un 17enne, è finito in una comunità protetta. Però la differenza tra la giustizia e un regolamento di conti sta nei cavilli e nei codici e nelle garanzie procedurali e qui le norme penali parlano chiaro. Davanti alla legge un conto è un'aggressione, un altro è un omicidio. Un conto è un cazzotto dato tanto per fare lo sbruffone, il quale causa magari accidentalmente una caduta e poi un decesso, e un altro è accanirsi su chi si è già accasciato a terra e non si muove neanche più, è coperto di sangue e non risponde ai colpi. Un conto è la bravata di un sabato sera, qualche birra e l'atteggiamento da bulletti del quartierino, e un altro è l'aggravante dei futili motivi, con la prospettiva di passare in carcere gran parte del prossimo futuro. C'è infine un altro aspetto non di secondaria importanza, capire chi effettivamente, fisicamente, senza ombra di dubbio, come si dice nei tribunali,
in quel parapiglia funesto che ha scosso mezz'Italia e scandalizzato l'altra metà, abbia sferrato il pugno che è stato poi fatale per Giacomo. No, non sarà una questione semplice. La dinamica del fatto, spiega appunto il dottor Capitozzo, non si esaurisce in un colpo solo inferto, che è quello che ha provocato il decesso, ed è il motivo per il quale aspettiamo l'esito dell'esame della salma. Non siamo in grado di dire ora quale sia stato certamente quel colpo, il che significa, non occorre essere un giurista, che se per tutti vale al momento l'accusa di omicidio volontario, sul piano dell'attribuzione delle singole responsabilità il quadro è assai più sfumato. Bisognerà mettere insieme quanto risulta dalle immagini e quanto ricostruirà l'anatomopatologo. Dal girato delle telecamere si nota che una volta andata a terra prosegue l'azione energica contro Giacomo, spiega anche il colonnello Alessandro Dominici, aggiungendo che i 2 maggiorenni attualmente in carcere hanno precedenti di polizia, ma non di rilievo significativo e non specifici rispetto a questo evento. Ora servirà tempo per riuscire a identificare ogni singola gestualità dai frame, è un lavoro che diventa dettagliato. È una faccenda brutta, bruttissima quella di Massa, chiusa nel dolore di una famiglia che doveva ancora nascere. Giacomo avrebbe sposato la sua Sara a luglio, sarebbero andati a vivere assieme in una casa nuova. È riassunta nel terrore del bimbo della vittima, 11 anni appena, che vede il padre esalare l'ultimo respiro circondato dal branco e lo implora tenendogli una mano. Babbo, alzati, per favore, alzati. Lo hanno pestato a morte, io ero sconvolta, mi sono messa a chiedere aiuto, ho preso il bambino e l'ho portato via, ho avuto paura che si mettessero a picchiare anche lui. Loro non smettevano, è morto per le botte, hanno smesso solo quando si sono resi conto che l'avevano ammazzato. Allora sono scappati. Anche mio fratello Gabriele è stato picchiato, ora ha un ginocchio rotto, il naso rotto, diverse chimosi. Il racconto di Sara dice tutto. Lei che non li conosceva neanche, Eduard Alin Karutasu, 19 anni, Alexandru Ionut, 23, i giovani fermati, indagati, interrogati. Lei che si è trovata in mezzo a quell'inferno quasi per caso, come per caso è iniziato ogni cosa, dopo un kebab in piazza Palma, e quella frase detta con gentilezza e buonsenso, per favore non tirate le bottiglie, ci si può far male. Lei che adesso non se ne capacita, non trova una ragione, com'è possibile averne una? Non sa come farà ad andare avanti. Voglio capire, è tutto così terribile. Mio figlio non è un cattivo ragazzo, non è un violento, è un lavoratore. Non so cosa possa essere successo, siamo devastati. Il papà di Edward, il 19enne, è anche lui disperato. Lo si capisce da come reagisce, da come cerca di scusarsi per un fatto che tecnicamente non gli dipende nemmeno. Pensiamo a quel bambino, conferma, e riferisce al figlio di Giacomo. Se vorranno farò di tutto per aiutarlo. Sono pronto a pagargli gli studi, l'università. So che non è nulla per quello che ha vissuto, ma farei qualsiasi cosa. Mi dispiace immensamente. Sarà eseguita a Genova invece l'autopsia di questo signore dagli occhi limpidi e i capelli brizzolati, perché a Genova è in stato di fermo un altro dei minorenni intercettati e perché la procura minorile genovese, che è quella competente in via territoriale, si sta occupando delle indagini in collaborazione coi colleghi di Massa. Solo una cosa c'è da dire, vogliamo giustizia. Vendetta no, ma giustizia sì. Giustizia sì, la vogliamo, quella sì. Restare a 11 anni senza padre e vedertelo morire davanti in questo modo. Cioè, quel povero Cristo non è che era uscito per andare a cercare guai. Non era uscito a fare casino. 47 anni, un padre di famiglia. Non era uscito a fare casino. Perdonate, ma io queste cose non le riesco a concepire. Non so voi, ma io no. Allora, poi diranno, sei giustizialista. No, io voglio giustizia, che è un'altra cosa. Pagina 14. Pagina 14 del Il Giornale, soldi, sangue, mascherine alle radici dell'asse 5 Stelle UCOI. Io voglio chiudere con queste due cose. Giulia Sorrentino, la coraggiosa e brava Giulia Sorrentino, che su Il Giornale racconta il rapporto che si è creato tra i 5 Stelle e questa realtà che, vi ripeto, è ritenuta vicina ai fratelli musulmani. E Giulia Sorrentino scrive: durante la pandemia abbiamo visto diversi attori coinvolti, altrettante sono le ombre che la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza sanitaria sta facendo emergere. Ma c'è un legame estremamente solido che finora non era salito agli onori della cronaca e riguarda quello tra governo Conte II e comunità islamica durante la pandemia.
Era il 10 gennaio del 2020, quando il ministro dell'Interno Lamorgese ha incontrato al Viminale il presidente del Lukoil, Yassin Lafram, con alcuni membri della direzione nazionale, come riportato dallo stesso sito dell'organizzazione islamica. A rilanciare l'evento anche il sito dei fratelli Piccardo, La Luce, che sottolineava una forte apertura dopo la parentesi del primo governo Conte, quando l'inquilino, si fa per dire, del Viminale era Matteo Salvini. Ma in quel periodo Lukoil era particolarmente attiva sul versante pandemico, diverse le raccolte fondi promosse dall'Unione, così come dalle moschee del loro circuito. E infatti, come si legge sul sito Arab News, in un articolo del 14 maggio del 20, le comunità musulmane in Italia sono state elogiate per la loro generosità durante la crisi del coronavirus, avendo donato oltre 500.000 euro in denaro e aiuti alimentari dall'inizio della pandemia, più di 2 mesi fa. Considerando che il paziente zero si è registrato il 19 febbraio e il primo lockdown il 9 marzo, stando alla fonte citata, il $500.000 di euro sarebbe stato raccolto e poi donato in meno di 2 mesi. Sul sito si legge inoltre che la generosità va oltre le donazioni in denaro e riportano dichiarazioni di Lafram, secondo cui Lukoil ha donato oltre 100.000 mascherine agli ospedali locali. Abbiamo anche condotto una massiccia campagna di donazione di sangue che ha riscosso un riscontro estremamente positivo. Ma chi sono i soggetti che ha incontrato l'allora titolare del Viminale? Yassin Baradai, il nuovo presidente dell'Unione delle Comunità, che ancora non ha firmato un'intesa con lo Stato italiano, mentre il suo predecessore Yassin Lafram è stato il volto della Global Sumud Flottiglia, che abbiamo scovato durante una riunione Zoom in cui era presente Mohammed Hannoun, in carcere con l'accusa di essere l'uomo a capo della cupola di Hamas in Italia. Baradai, in una sua vecchia foto profilo, poi rimossa, compariva abbracciato a Davide Piccardo, aperto sostenitore di Hannoun, e a Mohammed Baha El-Dim Grewati, 56 anni, medico omeopata, fondatore del Lukoil, colui che auspicava ci fosse l'introduzione della poligamia come legge. Ma la poligamia? Ma magari, permetterebbe di risolvere i problemi di migliaia, anzi di milioni di persone, aveva detto in un'intervista al TG1, aggiungendo che, ad esempio, se mi fa piacere avere 4 mogli, devo andare in clandestinità, e questo non è giusto. E la poligamia è un rimedio contro le tensioni sociali e i tumori della prostata e del seno. Il nome di Baradai compare anche nel libro bestseller Qatar Papers. Tra i documenti prodotti nel libro c'è una lettera di raccomandazione del 27 gennaio del 15 firmata da Yusuf al-Qaradawi, leader spirituale dei Fratelli Musulmani, in cui elogia il CAIM, Coordinamento Associazioni Islamiche di Milano e Monza e Brianza, esortando i destinatari a donare generosamente ai suoi rappresentanti Yassin Baradai e Davide Piccardo, esponenti dell'Islam lombardo, per sostenere il loro progetto di un nuovo e grande centro islamico a Milano, con una moschea e vari centri educativi, un progetto che ha bisogno di sostegno. Nelle dichiarazioni del Lukoil non c'è una lista completa dei nominativi o degli enti che hanno usufruito delle donazioni, così come non è chiaro se i fondi siano stati gestiti direttamente dall'Unione o dai singoli centri islamici facenti capo ad essa. In che modo quindi la comunità islamica ha dirottato i fondi raccolti? E la rendicontazione di essi è in qualche modo consultabile? È stata redatta? A saperlo. Infine, l'ultima notizia dal Corriere della Sera: il telefono è aperto allo 029294 7222 se volete essere dei nostri, oppure vi ricordo pagina 340 670 9659 se volete essere dei nostri attraverso il WhatsApp. Chiudiamo sul Corriere della Sera, pagina 23. Eccola qua: il vento forte fa 2 vittime in Puglia, Alice 12 anni schiacciata da un pino, era appena uscita da scuola, a Taranto un operaio muore travolto da un palo della luce. Aveva appena finito le lezioni nella scuola media Monterisi di Brisceglie, provincia di Barletta Andria-Trani, stava tornando a casa insieme a un'amica. A un certo punto, tra via Sergio Cosmaia e via Gaetano Veneziani, la 12enne Alice Amoruso si è fermata, probabilmente per allacciarsi le scarpe. In quel momento la ragazzina è stata travolta da un pino caduto a causa delle forti raffiche di vento che dalla sera di domenica stanno colpendo tutta la Puglia. Per lei non c'è stato niente da fare. Alice è morta nell'ambulanza che la stava trasportando al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie. Una tragedia indicibile, un dolore che lascia tutta la città senza parole. Sono sconvolto e distrutto. Pensa ai suoi genitori, la sua famiglia, ai suoi amici, scrive sui social il sindaco di Bisceglie, Angelo Antonio
Angarano. È straziante, davanti a eventi come questo tutto perde di significato, niente sembra avere più senso, silenzio e preghiera, solo silenzio e preghiera. Sul caso la procura di Trani ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Il corpo della piccola è stato portato nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari per l'autopsia. Il primo referto parla di politrauma da schiacciamento come causa della morte. Compito dei magistrati sarà anche verificare eventuali responsabilità sullo stato di manutenzione e messa in sicurezza degli alberi. Alicia però non è stata l'unica vittima del maltempo che ieri ha colpito la Puglia. A Taranto è morto il 38enne elettricista Domenico Di Ponzio, dopo essere stato colpito da un palo della luce caduto con tutta probabilità a causa delle forti raffiche. L'operaio era al lavoro su una gru, stava eseguendo dei lavori nel cimitero di San Brunone. A Margherita di Savoia invece un operaio di 64 anni è rimasto ferito in un'azienda agricola dopo essere stato colpito da alcuni cassoni carichi di frutta caduti da circa 5 metri d'altezza. Con questo io tolgo la condivisione. Francesco, il telefono è aperto 02 9294 7222, se volete essere dei nostri, le 9:17 minuti e 45 secondi. Abbiamo già una telefonata. Pronto? Chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Carissimo, buondì. Allora, io penso a questo punto che provvedimenti rigidi contro chi non è degno di abitare in questo paese siano necessari. Quindi il discorso della remigrazione verso tutte quelle persone che si macchiano di reati gravi sia assolutamente impellente, altrimenti qui succede un disastro, perché ormai non si ragiona più in questioni di usare il cervello, ma si sta puntando molto, forse mi sto spiegando malissimo Antonino, si sta puntando molto sull'emotività e quindi si parte dalla scuola dove non viene più insegnato tantissimo e questo porta ovviamente alla società ad essere assolutamente ingovernabile. Quindi è più che necessaria e più che legittima la manifestazione che faremo sabato prossimo a Milano e alla quale anch'io sarò presente. Ciao a tutti e grazie. Grazie ancora, vediamo un po' le vostre zappe. La cosa più devastante del fatto di massa è che i soggetti dopo un certo periodo di carcere usciranno senza espiare tutta la condanna inflitta. Italiani del no colpevoli anche di questo fatto. Un'altra chiamata, pronto, chi è là? Sì, ciao Antonino, sono Walter. Poi, ciao Walter, buongiorno. Ciao Antonino. Ma io sulle due tragedie, sia di quella bimba di 12 anni che quel ragazzino di 11 anni che ha visto ammazzare il papà davanti ai suoi occhi, si fa fatica, bisogna soltanto pregare e sperare, ma ormai è diventata dura. In qualsiasi città ci si muova, vedi questi ragazzini, io sono un camminatore, cammino, che ti guardano aspettando un segnale di sfida da parte tua. È terribile, sembra di essere nel Far West, quando giravano i bounty killer, se li guardavi storti ti sparavano. Vabbè, chiusa questa parentesi, è una preghiera per tutti questi piccoli. Volevo dire questo, sull'energia si sta facendo un sacco di parole, l'energia costa cara, ma le bollette, se le guardiamo, sono cariche di tasse all'inverosimile. Tassa di qui, tassa di là, IVA di qui, IVA di là. Il costo dell'energia in sé sarebbe anche sostenibile. Ma la domanda che faccio è, siccome è possibile fare il disaccoppiamento, perché noi oggi l'energia rinnovabile la paghiamo e la allacciamo al costo del gas. Se aumenta il gas, aumenta il prezzo dell'energia prodotta dal sole e dal vento. E il disaccoppiamento, ce l'ho detto una volta Carlo Cambi, in una settimana in Parlamento si può fare. Nessuno lo fa, nessuno di quelli che è lì in Parlamento a dire a lamentarsi dei costi dell'energia dice disaccoppiamo questi prezzi, il prezzo dell'energia rinnovabile non deve essere allacciato al prezzo del gas. Ma ci fosse un cacchio di politico che lo dice, l'ho sentito dire di traverso Ellis Line, ma probabilmente non sapeva quello che diceva, il disaccoppiamento chissà cosa ha pensato. È tecnicamente una cosa fattibile in una settimana,
e non lo fa nessuno. Siamo nel mondo del chiacchierare, qui parole e stop. Ciao Antonino. Ciao, non è solo questo, oltre al disaccoppiamento bisogna riprendere la battaglia per quella parola con la N, il nucleare. Noi dobbiamo mettere a terra i soldi, noi dobbiamo avere le centrali nucleari, punto. Non ci sono discorsi. Anche perché stiamo assistendo veramente al nulla sottovoto spinto dell'Unione Europea, che di fatto ha dimostrato davanti alla contingenza di Hormuz, ora lasciamo stare chi ha ragione e chi no, c'è un fatto. Il fatto è che il petrolio sta salendo, per un po' sarà ovviamente un prezzo, avrà probabilmente dei prezzi alti, per un po' avremo un problema di approvvigionamento energetico. Domanda: che cosa vuole fare l'Unione Europea? Niente. L'unica cosa che vorrebbero proporci è un ritorno a tutta quella serie di misure inutili che ci sono state imposte nel 1973 dal governo di Mariano Rumor, pace all'anima sua. Ma il governo di Mariano Rumor, nell'annunciare in televisione, c'è lo spezzone pure su Rai Play, lo trovate, nell'annunciare l'imposizione di quelle norme assurde tipo la televisione che chiudeva le trasmissioni prima, i locali che dovevano chiudere alle 22:30, le targhe alterne e quelle vaccate lì, disse anche che l'Italia si sarebbe dovuta dotare di qualcosa come 8 centrali atomiche entro gli anni '80. Ecco, per favore, siccome già la vaccata l'abbiamo fatta nel 1987, siccome qui ogni volta dobbiamo trovarci il popolo del no, per cortesia, veramente, riprendiamo il cammino sul nucleare. Ne abbiamo bisogno perché è inutile che continuiamo a prenderci in giro. Qui non verrà a salvarci nessuno e nella palude, diceva Califano, si salva solo il coccodrillo. Scusate, ma è così. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto, sono io? Sì, sei tu. Pronto? Grazie, Berengario in Subrico da Roma. Saluti. Ciao Berengario. Salve, come va? Tutto bene? Sì. Io vi sento sempre, bene. quindi va tutto bene. Allora, no, io sulla storia della bolletta, il giovanotto che ha chiamato prima ha ragione, però va aggiunta un'altra cosa. Negli oneri di sistema ci sono i contributi che noi diamo anche ai biglietti del treno. Io il treno non lo prendo mai, la mia famiglia non lo prende mai. Non ho capito per quale motivo io devo essere solidale, come se fossimo in Unione Sovietica, con la gente per avere, loro risparmiano e io pago, e noi siamo sempre quelli che paghiamo. E anche di quelli che non pagano le bollette, tutti i centri sociali, eccetera, eccetera. Prendi e tagli, non c'è problema. Non ho capito io per quale motivo devo contribuire senza che nessuno mi chieda il perché, oppure il per come. Grazie, io ora ascolto il radio, grazie. Grazie a te. Allora, diciamo una cosa. Sai, nei condomini ci sono sempre quelli a piano terra che dicono: ma io per quale motivo devo pagare l'ascensore visto che non mi serve e non lo prendo? Però è altrettanto vero che il servizio ferroviario resta un servizio che, tra l'altro, se mi posso permettere, in questo paese dovremmo incentivare il più possibile, soprattutto per quanto riguarda il trasporto delle merci. Significherebbe meno camion sulle strade, meno ingorghi, meno problemi, meno incidenti, meno fessi, perché il problema non sono certi camionisti, non sono quelli che guidano nell'assoluta mancanza di rispetto, per esempio, dei turni di riposo, quelli che non hanno rispetto del cronotachigrafo e così via. Sono anche tanti idioti che hanno l'automobile e una volta l'anno scoprono di avere ancora la patente, vanno in autostrada e si sentono Schumacher. Ma di Schumacher, cari miei, ce n'è uno solo. Poi però gente così causa gli incidenti. Il treno ci vuole perché appunto è un mezzo che comunque fa bene alla collettività, anche se c'è chi non lo prende, anche se c'è chi non lo usa, può sempre servire. L'importante è che sia lì. Per quanto riguarda invece gli oneri di sistema per pagare la bolletta a chi non la paga, questo, se permetti, sono d'accordo con te, mi fa incazzare in una maniera clamorosa, perché io mi sto consumando la mia energia per far andare questo computer, per collegarmi e per fare la trasmissione, ma io la pago la corrente elettrica col mio lavoro.
e mi dà fastidio che gente che non fa un cazzo dalla mattina alla sera, poi però si trovava anche Don Bolletta, Monsignor Krajewski, l'elemosiniere di Bergoglio, che gli andava pure a riattaccare la corrente. Questo no, mi dispiace, nessuno ricorderebbe il buon samaritano per quello che ha fatto, aveva anche i soldi per poterlo fare, diceva la signora Thatcher. Le 9:26 minuti e 44 secondi, forse c'è un'altra telefonata, Francesco? Sì, pronto? Ciao Gino! Sì, mi sente? Perfettamente, ciao. Sì, buongiorno, sì, nulla, sono per il problema dell'energia, no, ma sì, siamo tutti preoccupati, ma io vedo che queste crisi ogni 5-6 anni ci sono sempre, ma tiriamo avanti, speriamo bene in tutti i modi. Ma quello che mi preoccupa è la nostra gente. Io la vedo assente su tutto, per strada, veramente è preoccupante. Questa, oltretutto, è pieno di questi immigrati che delinquono per strada, chiedono l'elemosina, io gliela do sempre, mi fanno pena. Però come si fa ad andare avanti? Dobbiamo prendere un po' conoscenza che siamo un popolo, che siamo non si può, altrimenti è la fine di tutto. Ecco, tutto qua. Grazie. Grazie ancora. Allora, chiedere scusa alla Russia, no? No. Per quale motivo? Buongiorno Antonino, forse è un fuori notizia, ma desidero far presente la gran rottura di scatole che ogni giorno affrontiamo nel ricevere decine di chiamate dai vari call center. Perché il governo non pensa di tassare questi rompiscatole con €1 a chiamata? Arricchirebbero alla grande le casse di Stato. Buona giornata Monica, sono d'accordo. Ancora, finalmente qualcuno che dice che dovremmo incentivare il trasporto merci su rotaia e il treno arriva anche nei paesi più sperduti. Non capisco perché lo abbiano praticamente annientato, perché negli anni 60 in questo paese abbiamo fatto una scelta. La scelta era che gli italiani si dovessero motorizzare perché c'era una fabbrica che fabbricava automobili a prezzo popolare e bisognava incentivare quella. Ciò ha prodotto il fatto che le ferrovie per almeno una quarantina d'anni sono state abbandonate a loro stesse, se si eccettua la stagione del pendolino alla fine degli anni '80, fino poi a tutta la costruzione dell'alta velocità rallentata da Mani Pulite, eccetera, eccetera. Pensate, noi dovevamo avere l'alta velocità in funzione prima del 2000, ci siamo arrivati nel 2010 e non è ancora completa. Buongiorno Antonino, mi spiace per la piccola vittima colpita dal pino marittimo, accuso purtroppo la trascuratezza della manutenzione del verde. La potatura delle piante è molto importante, invece le amministrazioni vanno di motosega perché dicono che non ci sono soldi. È troppo importante la manutenzione del verde, ma non c'è cultura a tal proposito. È vero, hai ragione Graziella. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, mi sente? Perfettamente, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Trieste. Allora volevo capire una cosa. A me risulta che l'Italia prende il petrolio dal Kazakistan, dall'Algeria, dalla Libia, ha un accordo con il Venezuela per il gas e il petrolio e poi anche degli accordi con l'Argentina. Quindi bypassa lo stretto di Hormuz. Tra l'altro l'ENI ha scoperto un mega pozzo di gas al largo dell'Egitto. Pertanto noi dovremmo essere abbastanza indipendenti. Quindi non capisco questo problema degli aumenti, probabilmente perché è gestito tutto da queste società anglo-franco-sioniste che decidono i prezzi. Grazie. Le società anglo-franco-sioniste e demoplutomassoniche no, semplicemente, caro amico, c'è un problema di raffinazione del diesel. Abbiamo poche raffinerie che lavorano il diesel e questo fa aumentare i prezzi per quanto riguarda il costo del carburante in Italia. Un'ultima chiamata, pronto, chi è là? Buongiorno Antonino, sono Ornella D'Alecco. Cara Ornella, buongiorno. Ciao, buona giornata. Ascolta, io ho una cosa solo veramente da dire, cioè io trovo veramente vergognosa questa sinistra che pretende di vietare la manifestazione della Lega. Ma con che faccia se ogni settimana questi mettono a ferro e fuoco la città che nemmeno la attila? Cioè, allora io
do un consiglio, non facciamoci intimorire, perché la manifestazione della Lega sono sempre molto, cioè, serene, tranquille, se qualcuno non ci mette, cioè andiamo alle manifestazioni, dobbiamo farci vedere, non se ne può più. Non facciamoci intimorire da queste sinistre che con che faccia vengono a guarda, io sono disperata. Ciao, ciao. Grazie. L'unico modo per reagire alla paura è, come dice appunto Cristina Koch, uno dei 4 eroi della missione Artemis 2, è appunto fare le cose che fanno paura. Ma poi perché bisognerebbe avere paura di chi? Dei centri sociali? Ma stiamo scherzando? Allora in questo paese davvero siamo abbandonati all'arbitrio? No, in questo paese, grazie a Dio, ci sono poliziotti, carabinieri, magistrati che fanno il loro lavoro e c'è chi garantisce l'ordine pubblico. Alla fine aver votato un governo di centrodestra avrà avuto pure un risvolto sotto questo profilo, che ne dite? Io dico di sì. Va bene, le 9:32 minuti e 25 secondi, noi ci fermiamo qui per questa prima parte della dannatona di oggi, ma la maratona continua alle 11 con Zoom, il drive time in mezzo a Potere al Popolo, con il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto